Capire che fino ad oggi non c'è stata possibilità per gli archeologi di effettuare una classica indagine conoscitiva, un lavoro di stratigrafia, una campagna di scavo. Quindi non essendoci materiale che sia ceramica o metallo a disposizione per poter fare non tanto una valutazione ma soprattutto anche una possibile collocazione, l'archeologo oggigiorno si trova molto in difficoltà e quindi è obbligato a fare un lavoro esclusivamente di confronto, di raffronto con quelle che sono le testimonianze che appartengono alla nostra civiltà principale. Il punto di riferimento è sempre il nuragico. Questo per farvi anche capire che a dispetto di ciò che scrivono sulle guide e oggigiorno moltissimo su internet, se avete letto di Tiscale, villaggio nuragico romano, ok, è assolutamente sbagliato. L'archeologo parla di insediamento umano in senso generale. Adesso facendo i confronti capite il perché anche da voi stessi. Non so se tutti avete visitato qualche struttura nuragica, che sia nuraghe, che sia insediamento abitativo, che sia luogo di culto, dove in genere l'occhio può rimanere colpito dall'imponenza, dalla solidità, un discorso di mura larghe, di pietre grosse usate nella costruzione, un discorso relativo a una costruzione, come suol dire, fatta a secco, pietra su pietra, senza nessun tipo di legante. E a parte i templietti a Megaron che abbiamo nella vecchia provincia di Nuoro, normalmente una costruzione nuragica è sempre stata eretta utilizzando la pianta circolare. Quando noi andiamo a valutare ciò che è rimasto ancora visibile qui all'interno, ci accorgiamo che suddiviso in due nuclei abitativi diversi, di cui questo che abbiamo sotto di noi è quello che contava il maggior numero di ambienti, dovrebbero essere almeno 40-44, il secondo nucleo lo troveremo nel lato sud-ovest, altri 22-23 ambienti, diciamo su un totale di almeno 65-70 ne abbiamo meno di una decina costruiti con la pianta circolare. Gli altri sono tutti a pianta squadrata, soprattutto rettangolo, alla fine della staccionata addirittura un ambiente a pianta quasi ellissoidale. Questo innanzitutto vi fa capire che qua dentro di coevo non esiste niente. Qui dovreste immaginare un discorso evolutivo soprattutto sulla sovrapposizione. Quindi non è detto che ciò che noi vediamo in superficie debba per forza appartenere a quella che è la storia intera dell'insediamento. E poi ricordatevi anche che è stata Roma a partire dal III secolo a.C. che ha ripristinato l'uso della pianta rettangolare nelle costruzioni in Sardegna. Questo vi fa capire che buona parte di ciò che noi vediamo in superficie in ogni caso non sarebbe antecedente al periodo romano, diciamo, anzi è possibile che sia anche più recente rispetto a ciò che si ipotizzava qualche decennio or sono. Facendo sempre il confronto con le strutture nuragiche, sapete bene che vicino a un villaggio nuragico, che esiste ancora oggi, che è esistito in antico, c'è sempre stato l'angolo cimiteriale, quella che è chiamata la tomba di Gigante. Il fatto che qui all'interno, sempre nell'immediata periferia, mettiamo le mani avanti, in superficie, non si riesca a rinvenire nessuna testimonianza che possa far pensare all'inumazione di un cadavere, lascia un po' perplessi, perché la logica ci porterebbe a valutare che se una comunità ha vissuto in modo stabile e continuativo, qualcuno deve anche morire. Senz'altro, per chi conosce i calcari, uno dei vostri primi pensieri è stato quello dell'acqua. Sapete che sul calcare l'acqua va tutta in profondità, possiamo avere grotte ricche d'acqua, risorgive importanti come su Gologone, però l'acqua in superficie non esiste. Però il fatto è che dal punto di vista geologico questa era una grotta vera e propria, ancora oggi da molti di questi abbozzi che vedete di stalattiti in parete, per almeno 6-7 mesi all'anno c'è uno stillicidio continuo. Ricordatevi che se torniamo indietro di alcuni secoli, per non parlare di millenni, il clima anche è diverso, non solo pioveva leggermente in più, ma soprattutto le piogge erano meglio distribuite all'interno dell'arco dell'anno. E poi dovete anche valutare che lì, alla base della grotta, non c'è questo calcare di sedimentazione, c'è un calcare un po' più friabile, facilmente erudibile, che permetteva di creare parti concave in cui conservare l'acqua. E nel secolo scorso sono stati trovati, io li chiamo degli orci, tipo i donium romani, no? Grossi contenitori in argilla, che si legava facilmente il discorso di stillicidio, raccolta, conservazione. Questo vi fa capire che per qualsiasi gruppo umano si sia rifugiato qui all'interno, senz'altro il problema principale non è stato quello dell'approvvigionamento idrico,
ma sarà stato il sostentamento umano, avere da mangiare a sufficienza per la possibile comunità. Quando noi parliamo di Tiscali come insediamento umano, bisogna sempre prendere come punto di partenza la valle di Lanaittu. Adesso non so voi siete arrivati da Surtan o dall'Lanaittu. No, noi dall'Lanaittu. Perché se conoscete la storia, se avete letto qualcosa su Grotta Corbeddo, sugli insediamenti nuragici che ci sono in valle, in questo momento Lanaittu sarebbe alla base della presenza umana in Sardegna. A Grotta Corbeddo, fra gli anni 80 e gli anni 90, ci sono state almeno 12-13 campagne di scavo da parte di archeologi e paleontologi, suddivisi in 2 sale. In una sala c'è una stratigrafia di circa 2 metri di profondità e sono state portate alla luce testimonianze che ci riportano al Paleolitico superiore. Siamo intorno ai 16.000 anni a.C. Prima di entrare in valle, non so se avete visto dei cartelli che dicevano grotta del guano, grotta rifugio. Non immaginate una grotta classica, ma quelle che in gergo sono chiamati ripari sotto roccia, delle culture del Neolitico e tutta la fase iniziale del Neolitico. Fra l'ingresso della valle, si chiama Sugurruttone, la parte basale, ruinas, sasede soscarros, 3 insediamenti nuragici. Adesso a noi la valle sembra quasi insignificante, però questo ci fa anche capire che nei millenni antecedenti ha offerto sempre condizioni ideali affinché i gruppi umani si sviluppassero al suo interno. Pensate al fiume di Sauche che scorreva in superficie, dal Neolitico, quindi dal Calcolitico, all'età del rame parliamo di comunità stabili grazie alla conoscenza della coltivazione dei cereali, facilità di allevamento. Ma allora, se la valle ha sempre offerto queste condizioni ideali affinché i gruppi umani si sviluppassero al suo interno, perché raggiungere un posto come questo e costruirci l'insediamento? Questo è il punto interrogativo a cui in questo momento l'archeologo non riesce a darci una risposta. E invece, dal punto di vista della raggiungibilità, è difficile che chi ha creato l'insediamento abbia utilizzato, conosciuto, creato i sentieri che conosciamo noi oggigiorno. Perché tutti e 2 i casi, sia il versante ovest che il versante est, ci riporta massimo agli ultimi 2 secoli della nostra storia. Tutto il discorso abbiamo affrontato sul carbone, sul trasporto, eccetera. Quindi adesso che siete all'interno, invece si può dare molta importanza a quell'apertura che vedete in parete, quello che chiamiamo finestrone. Intanto quell'apertura è collocata all'interno della paretina concava, quindi anche quando si passa dalla parte alta nel sentiero non lo si riesce a localizzare. Dove abbiamo lasciato noi il fuoristrada non si riesce a localizzare, lo si localizza bene dalla base della valle, sapendo dove è collocato, perché adesso avete il vantaggio di vedere la luce. Dall'esterno si vede un angolo scuro sul versante ovest del Monte Tiscali, che anche con molta fantasia verrebbe difficile ipotizzare che sotto la cima di Tiscali non solo ci sia un ambiente di questa superficie qua, ma soprattutto la luce, ed è la luce che dà la possibilità della vita. Adesso finché non si ultima il giro all'interno, viene difficile anche a voi quantificare. Io posso dirvi che qua dentro abbiamo una superficie di circa 6.500 metri quadri. L'altra particolarità è che dalla sommità della finestra, senza esagerare con la fantasia, si spazia su tutta la valle, si appropria la valle ai propri piedi. La difficoltà, se così vogliamo chiamarla, è che all'interno abbiamo una parete di circa 9 metri, in origine attrezzata in verticale. Chi conosce il Supramonte, i monti a mare che abbiamo ad Orgali e Baunei, dove abbiamo sempre avuto allevatori di capre, l'uomo utilizzando i tronchi di ginepro in verticale, in diagonale, orizzontale, eccetera, ha sempre cercato di, come possiamo dire, di modificare, di semplificare i propri camminamenti, per i propri spostamenti. Quando arrivate alla fine della staccionata, se guardate sotto la finestra, si vede ancora un tronco appoggiato. Fino ai primi anni 70 ne esistevano 2. Chi conosce il Supramonte, i monti a mare che abbiamo ad Orgali e Baunei, dove abbiamo sempre avuto allevatori di capre, l'uomo utilizzando i tronchi di ginepro ha sempre sì cercato di semplificare, però come possiamo dire, sovrapponendone anche 2 o 3, lasciando gli abbozzi dei rami, come nel caso interno di Tiscali, non dico che poi diventi una scala, però facilitava sia l'ascesa che la discesa. Dall'altra parte ci sono 2 saltini intorno ai 3 metri e poi una persona abituata a camminare su nostri calcari, in un tempo che già parlare 10, 12, 15 minuti sembra esagerato, si può, come dire, partire da qua, arrivare in valle o partire dalla valle e arrivare qui. Questo quindi mette subito, come dire, nell'immediatezza la possibilità di raggiungere un posto come questo. Capite comunque che alla fine si tira su un discorso sulla teoria, sulla supposizione, in questo momento di sicuro l'archeologo
non c'è niente. Non ha niente in mano, anche perché su una struttura disettanea come questa di Tiscali non basterà prendere in mano almeno un 50% di ciò che è rimasto per poter avere poi una collocazione abbastanza sicura, altrimenti rimarrà sempre una classica incompiuta. Non scende, siamo su calcare. Tutto viene seccato, tutto. Siamo non solo su calcare, ma su materiali di crollo. Noi qui abbiamo assistito anche a 6 giorni di piogge consecutive, non vedi un rigolino in superficie. Non vedi un rigolino? Questo è ciò che è rimasto del secondo nucleo abitativo. Dovrebbero essere almeno 22-23 ambienti censiti, di cui soltanto quello che vedete là sulla destra, costruito utilizzando la pianta circolare. Questi sono tutti a forma squadrata, soprattutto rettangolo. Addirittura ce n'erano là sulla sinistra alcuni così piccolini come superficie interna che è impossibile che li abbiano costruiti per accogliere il classico nucleo familiare. La logica fa pensare che li abbiano costruiti o per un fine tipo magazzino, ammasso di provviste, oppure anche come ricovero per animali domestici. Di fronte a noi, sotto quelle 2 stalattiti, vedete quel buco orizzontale, quel buco nero? Quello è l'ingresso di una piccola grotta, che a parte lo scorso anno, con le condizioni difficili che abbiamo avuto, che era completamente asciutta, c'è tutto un discorso di raccolta d'acqua, poi si crea un bacile naturale, siamo riusciti a recuperare anche 25 litri d'acqua. Detto così vi può sembrare una fesseria, se pensate a dove ci troviamo è una cosa veramente seria, soprattutto perché è un approvvigionamento ripristinabile. Allora, se vi ricordate quando abbiamo attraversato la valle, siamo arrivati poi, vi ricordate, vi ho detto, questo è il parcheggio delle macchine normali. Monte Tiscali, visto da lontano, è allungato, stretto, quindi ti viene difficile ipotizzare che sotto la cima di Tiscali ci sia un ambiente come questo. Se tu guardi, questa qui sarebbe la finestra, se la guardi dall'esterno, vedi quest'angolo scuro, puoi anche ipotizzare che sia l'ingresso di una grotta, è normale, però non potresti ipotizzare che sotto la cima di Tiscali ci sia questo. Ma soprattutto la luce, ricordate quando vi ho parlato, è la luce che ti dà la possibilità della vita. Però da lontano non potresti mai immaginare, vedendolo da sotto, che ci sia un ambiente come questo fruibile dall'uomo.
Queste invece sono due foto dell'inizio degli anni 30 del secolo scorso che vi aiutano un po' a valutare anche diciamo, lo stato di degrado attuale. Che su questa capanna sì c'è degrado, ma in parte si è conservato. Questo è l'angolino dell'altro nucleo abitativo che ormai qua non c'è più niente da vedere. Lo vedi l'essere umano, riesci a distinguerlo. Questo è un antenato guida, vedi che è in costume. Perché la fotografia in bianco e nero non si riesce a distinguere, lo vedi anche qua. Sì. Ah sì, che ha la mano sulla testa. È per non farsi fotografare, non voleva essere visto. Era in incognito. C'aveva il permesso della moglie il giorno. Questa invece, quando si chiama Tiscali dullina, falsa dullina, è abbastanza sbagliato. Perché una vera dullina è uno sprofondamento tettonico. Questa è una vera dullina. Questo si chiama Sciurecone sul versante di Orgosolo. Questo invece era una grotta che è venuta giù la volta, quindi niente di particolare. Questa sono 500 di diametro per oltre 200 di profondità, è bellissima. È un percorso da trekking serio raggiungerlo. Non come quello di oggi. Stamattina quando abbiamo parlato vi ho detto che era una passeggiata. Quindi È vero. la piuna, se la conoscete, è il fiore simbolo della Sardegna interna, anche la peonia la trovi almeno dai 900 metri in su. Invece questa è un'aquileggia, non so se conoscete l'aquileggia come fiore. In Sardegna abbiamo 4 aquilegge endemiche della Sardegna, endemiche di zone diverse della Sardegna, 2 a fiori bianco, 2 a fiori leggermente sul viola. Questa è l'aquileggia nuragica, vegeta solo nella gola di Gorro. Questa e questa, vedete, sono immagini di Tiscali dall'alto. Questi sono gli altri 2 siti nuragici che gestiamo. Questo è il villaggio di Nuraga e Mannugia a Calagonone e questo è Serra Urreos ad Organo, dove abbiamo i tempieti a Megaro di cui vi parlavo prima. Tutto il Sucuille, in Durgalesciu, perché in Orese è anche Pinnetto, Pinnetta. Ricordatevi che rispetto alla lingua italiana, quando noi parliamo di ovile, intendiamo la residenza dell'uomo, non quella degli animali.